Meccanismi complessi quelli che portano alla docenza universitaria. In uno di questi si è incagliato, ma è la storia di molti professionisti, Francesco Spagna, 62 anni, dal 2006 è professore di antropologia culturale in varie facoltà dell'Università di Padova. Dopo 20 anni di insegnamento con una retribuzione del tutto inadeguata, nel 2023 raccoglie gli incartamenti, ha deciso di fare causa all'Ateneo. La posizione del docente a contratto è estremamente penalizzante, insomma, mette in una condizione poco dignitosa dal punto di vista della retribuzione e appunto può succedere che i docenti a contratto rimangano docenti a contratto. Quando cominciai a prendere i primi contratti nel 2006-2007, insomma, la retribuzione era diversa. Dopo la riforma Gelmini c'è stato un calo consistente. Al momento io prendo una retribuzione di 1.800 euro circa, lordi, per 42 ore di lezione. Nelle ore di lezione non sono comprese le sessioni d'esame o le tesi di laurea, ma per gli studenti non c'è differenza. Francesco Spagna è un professore dell'università e tale si sente il docente che si trova a fare i conti con una condizione retributiva nettamente diversa però. Il processo si è aperto ad aprile, prossima udienza a febbraio 2025. L'obiettivo è quello di dialogare e di ottenere dignità. In 20 anni, passandomi migliaia di studenti in tutti i corsi che ho fatto, è chiaro che io giro per strada, ogni tanto qualcuno mi fa buongiorno professor, per cui io mi auguro che questo sia riconosciuto, che questo significhi qualche cosa per l'Ateneo, perché al momento, come dire, sono praticamente messo da parte. Ha anche perso dei corsi? Sì, ho anche perso dei corsi, sì, certo, non sono stati rinnovati, sì.